Prima riunione del tavolo saggio, oggi c'è l'insediamento, quali sono le indicazioni che lei ha dato agli esperti e un minimo di cronoprogramma? Intanto c'è un tema dove si affrontano in maniera chiara, si intendono affrontare il tema della governance, che è il più urgente, rispetto al tema della pianificazione sanitaria, ancora più precisamente della pianificazione sociosanitaria. Poi mi pare che siano stati declinati in maniera molto precisa gli obiettivi dell'individuazione delle criticità, delle ipotesi delle cure e del calcolo degli effetti collaterali. Questo lavoro è un lavoro sul quale il Comitato dei Saggi, anche perché io gli ho chiesto questo, in maniera che poi questo lavoro possa essere messo a disposizione del sistema regione, chiamiamolo così, venga completato per il mese di agosto e quindi il mese successivo e la prima parte di ottobre possa essere consegnato alla discussione dei cittadini, del mondo del volontariato, degli operatori della salute ed evidentemente anche del sistema istituzionale, compreso evidentemente le forze politiche che avranno il compito di arrivare a una sintesi e produrre un'ipotesi di lavoro che sarà la discussione del Consiglio regionale, delle commissioni e di tutti coloro che hanno titolo di fare questo. Questo è un obiettivo di riuscire nella seconda parte dell'anno ad arrivare ad una conclusione che dovrebbe vedere il meccanismo di riforma, di correzione della vecchia riforma e che tenga conto naturalmente di due aspetti, quello della governance. Poi per quanto riguarda la pianificazione sociosanitaria pensiamo che ci sia un po' di tempo in più per arrivarci.